La nostra attuale presidente Monica Quanini, che ha anche permesso la realizzazione di questa giornata. Dalla precarietà al protagonismo, costruire insieme un futuro per la professione. Monica Quanini. Vi ho già ringraziato prima per la numerosa partecipazione, abbiamo ringraziato anche i presidenti, i colleghi degli altri ordini regionali che sono venuti a festeggiare con noi questa ricorrenza, e il mio discorso è più improntato sul futuro della professione, su come proseguire nel corso di questo mandato. Un mandato che non è partito da zero, è un mandato che è iniziato con una staffetta, nel senso che, come ci ha tenuto a sottolineare Vittorio, io ero la sua vicepresidente e non c'erano dissidi interni all'ordine, non abbiamo mai avuto grandi dissidi, abbiamo costruito insieme degli obiettivi, un percorso ideale sulla gestione di questi 4 anni di mandato, per cui quando c'è stato l'avvicendamento per me è stato più semplice, perché c'è stato un passaggio da un presidente all'altro presidente, passaggio di testimone in una staffetta. Qui partecipa, lo sosteneva anche prima la presidente che ci ha preceduti, in una squadra coesa, perché è una squadra che ha sempre cercato di lavorare insieme, magari anche discutendo molto, scontrandosi, ma cercando di darsi degli obiettivi e di perseguirli insieme, cercando di far sì che le diverse posizioni diventassero ricchezza, quindi non diverse posizioni utilizzate come veicolo di scontro, ma proprio come tentativo di fare sintesi tra tante posizioni diverse. Un passaggio di testimone in un percorso iniziato con un grosso dilemma, il dilemma del precariato, perché molte colleghe sono dipendenti di cooperativa e hanno un'appartenenza professionale che è un'appartenenza proprio contraddistinta da questo forte precariato, da questa forte incertezza. Le gare d'appalto portano spesso a cambiare l'appartenenza professionale, quindi oggi di una cooperativa, domani dell'altra, oggi di una cooperativa che mi dà alcune tutele, alcune garanzie, domani non lo so. Quindi questo impedisce anche a questi colleghi di fare degli investimenti di lungo termine nei loro contesti lavorativi, ma non guardiamolo solo dal punto di vista loro. Un mare di precario è un mare di guai, perché crea problemi anche a chi, come me, ha un'appartenenza professionale certa, perché è pubblico dipendente, perché da 20 anni nello stesso servizio, perché garantisce anche un minimo di continuità alle persone che si rivolgono al servizio. Quindi una precarietà che diviene precarietà anche nei servizi, perché questa esternalizzazione, lo sottolineavamo anche prima, sono dovute anche a questo grande momento di crisi economica. Questo precariato è anche un momento che ci impone anche di interrogarci. Quanta dignità c'è in queste forme lavorative? Quanta dignità c'è in questi colleghi, nel mio collega di scrivania che deve fare il mio stesso lavoro con dei riconoscimenti economici sicuramente diversi, con dei riconoscimenti e delle tutele professionali sicuramente diverse. Quindi non è solo l'appartenenza diversa, sono proprio le tutele, i riconoscimenti anche economici che sono diversi, ma non solo economici, anche le semplici ferie, il semplice poter avere il tempo da dedicare all'ordine, questa grossa difficoltà ad essere protagonisti, scusate. Quindi noi siamo partiti da questo problema per cercare di farlo divenire un modo per creare una squadra coesa che lavorasse insieme per il futuro della professione.
La crisi economica è una sfida per la professione, ma non lo è solo nel momento in cui la professione decide di confrontarsi con l'esterno, quindi decide di dedicarsi all'oggetto del proprio intervento, alle persone e alla comunità, ma anche nella crisi economica che ci impone di pensare delle soluzioni diverse, delle soluzioni innovative rispetto al nostro essere come protagonisti, come professionisti. Era un po' agitato Vittorio, ma sono molto emozionata anch'io oggi, quindi scusateci se ogni tanto. Sì, volevo tranquillizzare tutti che non andremo a votare 4 volte in un anno, ma una volta in 4 anni. Ci siamo un po' spaventati. Nel nostro percorso in cui abbiamo cercato di trasformare i vincoli in risorse, abbiamo pensato che avevamo bisogno di utilizzare il nostro strumento principe, cioè la nostra capacità di fare reti, per individuare nuovi partner che ci aiutassero, che ci sostenessero e che ci dessero uno sprone in questo nostro percorso. Quindi gli assistenti sociali per primi, cioè gli altri colleghi, le organizzazioni sindacali, l'ordine che deve fare la regia di tutte queste attività, ma anche queste nuove forme di lavoro atipiche, che sono atipiche rispetto all'appartenenza nostra, caratterizzante la nostra professione, cioè quella delle dipendenze da un ente, da un'istituzione. Quindi nuove forme di lavoro. Io ho scritto atipiche, ma possono essere anche nuove forme di lavoro. Stanno partendo anche questi studi professionali gestiti, fondati da assistenti sociali. Quindi la nostra è una professione che si sta affacciando anche alla libera professione, al mercato del lavoro, proponendosi come professionista autonomo. Le università, gli altri presidenti hanno descritto questo grosso percorso di affermazione, di riconoscimento, di sostegno, di strutturazione del percorso formativo all'interno dell'università. Ecco, l'università per noi è un partner estremamente importante, ma è un partner importante, anche se è un vincolo, l'obbligo formativo, che ci ha dato anche lo sprone per fare una serie di attività anche importanti. Cosa abbiamo cercato di strutturare? Di strutturare un percorso di formazione dedicato alle colleghe e ai colleghi che lavorano con queste nuove forme contrattuali, sia le colleghe di cooperativa, sia le colleghe che svolgono la libera professione. Per le colleghe di cooperativa abbiamo cercato di strutturare dapprima una ricerca. Se avete visto il comunicato stampa che è uscito in questi giorni, vi abbiamo dato alcuni dati macro di questa ricerca. Ma proprio questa ricerca che dovrebbe essere la base di partenza per interrogarsi su come questa appartenenza professionale da vincolo possa diventare risorsa, possa diventare un nuovo modo per il servizio sociale di porsi sul mercato di lavoro. Dati. Questa è la nostra attuale situazione lavorativa in Veneto. Il campione è un campione piccolino perché non è un campione molto ampio, ma il campione ci dice che circa il 61% sono i dipendenti pubblici, circa un 20%, tra il 19 e il 21% sono dipendenti di cooperativa, quindi di forme organizzate di vendita delle nostre prestazioni professionali sul mercato, che è poi quello degli enti pubblici, e c'è un 18% circa di altre forme contrattuali. Quindi non sono solo i dipendenti di cooperativa, ma anche le altre forme contrattuali che stanno avanzando e che ci spingono ad interrogarci su quale può essere il futuro della professione, ma anche il futuro come lavoratori per noi. E per far questo abbiamo promosso tutte queste strategie. Un altro bel vincolo ce l'ha dato il DPR 137 del 2012. L'articolo 7, la formazione continua, quindi questo stimolo
a informarci, a formarci, a studiare, ad imparare, ma anche lo stimolo a farlo diventare un sistema formativo che non è mio e quindi personale, aderente solo al mio bisogno, che valuto solo io, ma un sistema strutturato che posso portare all'esterno. Quindi il DPR 137, certo, da una parte ci ha dato dei vincoli grossissimi, perché è un sistema stringente, difficilissimo da governare. Se la difficoltà la vivete voi all'esterno, pensate per noi all'interno. L'Ordine del Veneto ha gestito 5.000 ex post e qualcosa come 7.000 mail, richieste, quesiti, 500-600 circa richieste di esonero, maternità, altre cose, valutazioni, percorsi differenziali. Quindi questo ci ha spinti proprio a cercare nella macchina amministrativa di trovare delle formule all'interno di un sistema che per noi però era già stato dato, perché l'ordine è uno, e quindi questo grosso lavoro di energia lo ha fatto il Consiglio nazionale, di trovare delle forme, degli strumenti per riconoscere anche quelle attività specifiche che ci sono nel territorio veneto, che sono i coordinamenti territoriali, i coordinamenti dei servizi sociali che si trovano nei singoli territori. Un altro grosso vincolo che può diventare risorsa, che dobbiamo farlo diventare risorsa, è l'articolo 8 del DPR, cioè l'istituzione del Consiglio territoriale di disciplina, che è un organismo terzo rispetto all'ordine, che è un organismo che ha permesso a noi consiglieri di non occuparci più di quella parte estremamente difficile che è la valutazione delle segnalazioni che pervengono da parte dei cittadini, da parte di persone che si sentono in qualche modo lesi dall'operato degli assistenti sociali. Perché vi dico che può essere una risorsa? Perché in moltissimi casi queste segnalazioni si sono risolte con un nulla di fatto, con la conferma per le colleghe che il loro operato era coerente con quelli che sono i dettati del codice e le procedure messe in atto dal servizio sociale, il loro operato che è stato messo in atto. Quindi questa è diventata una risorsa nel momento in cui c'è stata una conferma della correttezza delle procedure adottate dai colleghi. Certo non è semplice per nessuno ricevere una segnalazione, non è semplice per nessuno sottoporre ad indagine il proprio operato. Il vantaggio per noi, per me, per voi, è che a giudicarci sono colleghi con una grande professionalità, colleghi che cercano di compiere il loro ruolo, il loro lavoro con estrema correttezza, valutando approfonditamente le singole situazioni e che stanno davvero facendo un lavoro grande, un lavoro impegnativo, un lavoro davvero di spessore. Oggi abbiamo con noi Daniele Venturini che oltre ad essere stato un consigliere dell'ordine è anche uno degli attuali membri del Consiglio di disciplina e lui può testimoniare davvero la fatica che questo organismo ha compiuto, la fatica che i suoi 15 membri hanno compiuto nello strutturare delle procedure, nello strutturare un modo di agire che potesse dare tranquillità sia a loro, perché devono avere la tranquillità di svolgere il loro compito in modo adeguato e appropriato, sia nel dare tranquillità ai colleghi che vengono sottoposti a giudizio. Quale tutela professionale? Questo è un altro bel capitolo, perché ci siamo resi conto in questi ultimi anni, questi anni di mandato, quindi da settembre 2013 ad oggi, che la professione ha bisogno di tutele, perché sempre più sono gli episodi di aggressione nei confronti della professione. Aggressioni fisiche, perché molti colleghi sono stati minacciati, percossi, hanno subito anche violenze fisiche, non solo violenze verbali o minacce. E sono aggressioni anche le segnalazioni al Consiglio territoriale di disciplina, perché sono spesso utenti arrabbiati che segnalano.
E aggressioni perché il nostro lavoro ha cominciato ad avere sempre più risvolti di tipo giuridico-legale, quindi ci sono sempre in aumento delle problematiche di tipo legale. Molti colleghi vengono chiamati in tribunale, molti colleghi devono esibire la documentazione d'ufficio, molti colleghi si trovano impreparati di fronte alla magistratura perché non è un ente, non è un'istituzione con la quale lavorano quotidianamente. Quindi tutta questa problematicità ci ha fatto capire che serve un ombrello, ma un ombrello ampio, perché non è sufficiente la consulenza legale agli iscritti che stiamo facendo. Se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di averla, è una consulenza legale di primo livello che serve per dare un orientamento iniziale agli iscritti su come comportarsi. Il nostro consulente legale ha questo compito di fornirci un parere scritto, perché lo vorremmo utilizzare per trasformare queste consulenze legali in un FAC, se non in un percorso di consulenza, un percorso formativo ad hoc, proprio perché questo diventi ricchezza, diventi un contenuto stabile da proporre anche all'esterno. Una ricerca sulle situazioni in cui si sono verificate le aggressioni fisiche, una ricerca che, siccome l'ombrello deve essere ampio, non può ridursi al territorio del Veneto. Ecco perché qui ci sono molti altri colleghi dell'area nord, i consigli regionali dell'area nord hanno deciso di condividerla questa ricerca, perché è un bisogno che condividiamo, cioè quello di dare agli colleghi degli strumenti per reagire a queste aggressioni, reagire personalmente, perché il carico emotivo è tanto, perché aver subito un'aggressione fisica in un contesto lavorativo dove noi ci occupiamo del benessere delle persone è proprio la disconferma del nostro valore, del valore del nostro lavoro. Quindi l'obiettivo è dare ai colleghi degli strumenti per difendersi. E nell'ambito delle collaborazioni con l'università anche un'indagine sulla documentazione professionale e sui rischi connessi alla gestione, alla redazione della documentazione professionale. Quindi nuove strategie, nuovi strumenti di prevenzione degli eventi rischiosi a livello professionale e una strutturazione di un percorso di difesa che è più tutela professionale. Io vi lascio con quello che non è un tramonto, ma per me vuole essere l'orizzonte, e dice che non lo è scritto in nero, ma tra 20 anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma da quelle che non avrete fatto. Levate dunque l'ancora, abbandonate i posti sicuri, porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele, esplorate, sognate, scoprite. Non è mio, quindi è quello.